Qual è 6? Io ho la terza. Unde? Vieni cos'ale? Io ci dirine. Non c'è minuto. Un po' di sacramento anche. Sentimi bene Piero. Che sei in bore, beh. Toccalo in bore nella merda poi. Tipo. Ma fuma bene, vieni blanchi, eh? No, super bene, no, che di morire serve, no? Perché lavoro che mi fa all'erba, no? Non rimedio di certanza una volta, se Da solo. ecco, mo sì saresti. È il sistema da che lì, ecco. Era che da che vieni blanchi e quelle. Allora comunque sì, quel che siamo messo è obbligato a morire, no? A manco. Sono più forti. Guardate, un sigaro rende l'attesa più sopportabile a questo signore che aspetta invano l'autobus. E quale più prezioso sedativo di una sigaretta per uno che è costretto a fare anticamera, aspettando ansiosamente e non invano? 2 gemelli! Sì, vuoi che non fumi, mi parli di macciamuzzi, sì, si va alla cerimonia, sì, ne roba dall'impossibile, però io non voglio essere un eroe, ma vedo che a smetti è dura, è tanto dura. E ti ha messo d'ora. Così ha fatto la torre di sangue, di quando fumi, no? E ho detto, 10 anni, hai capito, per 10 anni, è così tardi hai cominciato, no? Ho detto, 10 anni di età. C'è un ristiere, faccio solare. Non mi dare. Una volta si buttava ciò perché non era in lei. Buche che l'ha fatto con abbondanza. Arrivo anche importanti. Me ne faccio molto uno, aveva arrivato ora team di guerra a chiosolare i popolari e lascia provare a fumare. Luce che mi visi di modo di secolo al quartiere. Comunque era abituato a fumare, tornare sul discorso tabacco. Io ho fatto venire a mare di Morusso a Pita e chiudo le scartine, se no non lavoravi.
a cercare il team di guerra che ho imparato a fumare anche a volte, no? Allora, tabacco furbo e chiartine di lunari, no? E chiartine di che, no? E mio barbo con scartoccio, e oggi si li combinava, e le gode, ho imparato anche a volte a fumare. Guardami da ogni forte di schiele, dai, tu sai da che le robe. La coltivazione del tabacco cominciò da queste parti in quanto il dottor Dorta, vista la situazione agronomica dei terreni, pensò che si potesse dare un buon reddito agli agricoltori sviluppando questa coltivazione. Sai che veniva su il dottor Dorta, sì. Veniva con caldava le semence, sempre con toscante bocce, parlo in periodo lo chiamò, e spiegava insomma che i contadini ogni po' è una fonte di guadagno, intanto che, perché non vi era, al mese di dicembre era di Stirano, e allora il mio barbe, perché che scaglia dite, ma ci volesse, e se di ban lo stesso, non è che sia di un lavoro, ora poi ha detto il dottor, che è il mio barbe, è stato voi dal Miedi e alleva il giornale, eppure mi ha fatto pagare. E le battute non erano malvagie, no? Sì, vorrei dire che l'altro, sì, il business fa, però alleva il giornale, di manco di che, però mi ha fatto pagare. Anche io ho attaccato a lavoro, o ero un po' spirtazzata, no? Insomma, mi ha scelto da parlare a chiappare le semenze, si deve di lasciare 4-5 butto i disegni, no? I migliori, e dopo i mettevi nel chiappiello i disegni, no? E che lì lo semenavi, lo tornavi a semenare lì. Per chiappare le semenze. Sì, e chiappare le semenze. Se ti vedono le salate di fin. Li buttai per giorno? Il minuscolo seme da cui esse nasceranno vuole per germinare un accogliente letto, ben soleggiato, al riparo dai capricci atmosferici e con una coperta di terra finissima, ricca di nutrimento. Noi eravamo in Mesadros e facevamo i samenzai a casa e dopo con tunetelle blanche e taponavi e quando era freddo il nylon pasore e dopo facevi in sé e levi a chiavare le plantini se le smettevi. Eccoci.
eccoli. Giusto. Ah no, certo che squid piccolo sia. Poi vecchio dopo, fatelo vedere. Ma no, era rimasto grande. Poi avevano dopo le case, il Virginia si diceva che era stato, e non strano d'un biare. Sicché si chiamava due samenzai fas. Allora era tutta una qualità, si clavavano strano del Brenta, roba pesante, robe che a volte dicevi, robe di Toscana, robe non di sigarette, robe almeno dicevi forte, ecco. Trascorso un altro mese, le piantine robuste e già grandicelle si tolgono dai semenzai con grandi cure per non danneggiarne le ancor tenere radici. Si portano poi nei campi dove è stato apprestato il solco diritto che dovrà ospitarle in lunghi filari. Ma sta là sulle cumiere, cammina sulle ragazze. Ferme. Grappe masse. Prima si fa la fila, la comiera, no? Dopo prima si dà un'erpiciata, no? Quando viene il plan, si segna ogni 45, che vuol dire 45, e dopo tu lo planti. Dovrei scappare quasi tu, perché ne piante che ha tante, almeno che volte, è una roba come la grappa, cioè ha tanti ladrilli, cioè se non chiappa uno, comunque qualche volta che non chiappava, allora si lava a riplantare, se non aveva in nota là, perché si lava a chiudere su dal magazzino e tutto resta riplantato. Con cimalo forte, al veniva poi gruesso e al pesave, non lo vendevi a chilo, la su che trovavi a consegnarlo, dovevi macur di 50, ma tu lo vendevi a chilo, ti tiravi io qualche chilo salere pesante, però ti guadagnavi sì perché non che fosse tan leggero che non pesa, no? Era quintale, no? Vedevi anche le urine dalla gara che non si vede dovuto, perché al venisse che pesi, no? Prima di pastanarlo, prima di fare le cumierie, tu trovavi giù con sborfedore, cioè non eri mica le sbotte, se vuoi trovavi giù con sborfedore come lì che bagnavi e passavi le riute e buttavi le urine da svacche, no? Con cimpalere che il calere, e però che lì lo faceva venire poi cartelle. Ogni appacciamento allora aveva un numero, era una tabella di lei e il numero alle serie, cioè se passava le finanze e la vecchia là che chi era una concessione che aveva il numero top, ci voleva avere miseria non di terreno e metteva in Talvignale. Ora Talvignale capisco solo, stava in due filari, ogni filare una tabella. È ridicolo però, ciò che dici era così, no?
La coltivazione del tabacco cominciò in Friuli ad entrare in crisi dal 1960. Prima ci fu la peronospora che arrivò improvvisamente senza essere conosciuta per il tabacco e ridusse notevolmente le coltivazioni. Ma in contemporanea ci fu anche il cosiddetto boom economico che portò gli uomini a lavorare nell'industria che stava decollando e ad avere nell'ambito familiare meno disponibilità di manodopera. Non dobbiamo dimenticare che negli anni 50 sulla coltivazione del tabacco lavorava la famiglia intera, dal nonno al nipote, sia per la cura dei germogli, sia per le raccolte scalate, sia per la pulizia delle erbe e le varie operazioni. Dopo te lo sarchiavi, cioè tirai via le erbe, e dopo ben plan tu salavi, no? Fai le comierie ben taponalo, ma non tanto taponalo bene, sì, che, cioè che le fai a di sta bene fu dei gofre. Tante cure non tardano a dare il loro frutto. Maturano le foglie, la fioritura adorna le piante di corolle rosate esalanti un lieve profumo. Esso ricorda piuttosto quello delle mammole, che non l'aroma grato a tutti i fumatori del mondo. Qui c'è già pianura raffa. Ma in che volte, con molti momenti si tagliavano le rose, no? In che volte restavano le rose? Parti a palvueli. Parti a palvueli, perché non avevi gli antigermogli, perché se lo tagliavi venivi sui fiori più che non le piante, no? Ma i miei genitori, signor Barbe, la famiglia un te granduta, erano a mesadrie, da là che si divideva tutto. E naturalmente era anche il tabacco e dal tabacco, quello era a settembre, ottobre, prima di svendere, si lava a tagliare la semente. A tagliare la semente del tabacco che faceva il wheeling e a dire la verità il wheeling sapeva proprio di tabacco. L'importante del tagliare è che la foglia acquisisce consistenza, per cui dopo abbiamo una resa da verde a secco molto più elevata. Prima togliamo il fiore e meglio è, perché sennò la pianta disperde la sua forza nel fiore. La macchina ci serve come agevolatrice perché attraverso il trattamento vengono bruciati i germogli. Le donne passeranno poi a controllare la presenza di germogli e la presenza di altre infiorescenze che non sono state tagliate. Effettuiamo 3 trattamenti per i germogli con questo liquido contatticida. In finale, dopo la prima raccolta, facciamo un trattamento sistemico. Nicolini, il tabacco non è che di una volta. Sì, capito, ma I trattamenti che fanno che la io non ti dicono tutti pure. Difatti perché fa tan male come il fumo, una volta fumavi e non mangiavi. Ma qui che mangiavi il bago? Le sputaneri? Uno dico strada che la chiamava, che era il lavatori per sua mesa che fumavi e ne avevi le pipe sotto il bago e lo mangiavi, no? Che dice che il nicotina fa male, che lei le mangiava proprio, però dopo
la callava e ti alle donnere, no? Cioè, però mangiava proprio aveva una cosa come un cloud che grattava Dio, come una foradorie, ma non grattava le pipe, perché sennò le pipe tu parti via le croste, no? E dopo mangiava e mangiava. No. Ecco, che è il lavoro, allora. Che va bene, che persone, e dopo che lo sotto. Che bestie, e che sburti. Ecco, che non le fa. Che è malato, eh? Ma come succede? Che è malato perché in tendenza a tabak, ma non ti fumi perché viene scartato un lavoro rosic, no? Viene scartato. E chi non capisce malattie che può avere? Vale? Come i ricciade, eh? Io le colpe il vedulati, io tomo. Ma la ci fa menare, Che allora il fiol di una volta che veniva chiamato. Dopo che pizzica già che si qui, si è menato. Oh, per la signora robe sole, che de tam pieste. Ai ai ai. Ma basta che le iodi, se ti dici che basta un neo, perché un coso di tam pieste fa sia bobuse. Uno fuori da ora che E altre. poi non so. Io non so. Ui ui ui, che è la peste. Che le robe madure di sì, che crocche, che non fa il filca. Che le robe madure. Aspetti a lei. I miei ricordi sul tabacco partono già dall'infanzia, in quanto mio padre, che era agronomo, aiutando il dottor Dorta, cominciò a lavorare presso l'Associazione Tabacchicultori del Friuli già nel 1948, anno della mia nascita, e ricordo che facevo con lui delle gite nei vari stabilimenti dove c'erano queste grandi quantità di donne che provvedevano alla lavorazione del tabacco. Ecco, dopo il trionfo delle messi, si rinnova ogni anno in piena estate l'opulenza dei campi di tabacco maturo e le piantagioni si popolano di frettolose lavoratrici intente alle cure agresti del raccolta. Raccolta a piante intere, spaccando il fusto come fa quest'uomo, per poterlo poi accavallare sui bastoni degli essiccatoi. O più spesso a foglie, come ci mostra il gesto ritmico di queste belle figliole. Sai perché è fatto? Perché lei l'hai messa troppo? Che duro! Posso dormire anche io, mi sarà È in fondo, bravo. E no, frus così, e lei viene a passare il nostro anno, no? Che si scominciava dal pasore. Allora i più vecchi si chiappavano su le strefoi spasore, dopo chi altri si chiappavano su altri strefoi, se le passe poi no frus che non avevano le scherme che doleva.
no? Laura, eh? Aspetta. Ah, poggi. Abbiamo quasi finito. No, la combe. Allora va. Devo andare nei militari. Sempre di sconti. Che noi in Europa ti vedo in cole, tutte le guerre, no? E avevi le tessere, no? Tu chiatavi, so era il problema anche a Veolo. Ora mettiamo di un io avevo un mio barba, insomma, non era facile chiatata tabacco, perché dopo hai visto ripiegare sull'esteri, no? Perché lì ti metti Negli anni 50 tutto il lavoro della famiglia legato alla coltivazione del tabacco si calcolava che produceva un lordo vendibile di circa un totale monetario che equivaleva all'acquisto del terreno su cui veniva coltivato il tabacco. È chiaro che questo è un dato teorico in quanto la famiglia doveva anche mangiare e vivere. Ogni operaio di famiglia, diciamo così, aveva il gruman e il gruman l'ha posto per il tabacco perché attaccava. Le mani per lavare si toglievi la fuori al morar per fare un po', sì, non erano le cose, le baracchine di voi, no? E attaccava, tanto attaccava, che era come le gomme. Dopo veniva il mese settembre San Bartolomeo, all'agosto, chiappavo su. Tu chiappavi su, schiappavi su un po' alla volta, perché per motivo, per questione di posti. Fino al segno, fino alla fare, chi è di prima? Sì, tre devi fare, la macchina. E al venirmi tutto in macciare, cioè in file, i max, un da urgalatre, di chiase, su peschiale, perché aveva di vigni pene gialle, cioè aveva a secchiarsi, ma non non scaldarsi, perché se si scaldava veniva neri, allora ti chiami girato. Cioè, prima te lo metti con le fiori e dopo viceversa. Dopo tu lo infilzavi, no, su 2 metri, che venne le baracche e mettevi mi visitivo bene. Allora 70-75 le prime, le prime file per ore che venivano poi grusse. 80 le seconde, che venivano poi fine. E dopo poi le terze venivano calcolate, poteva essere avanti, sempre su 2 metri, ma sempre infilzate flor con flor e chiaro con chiaro, cioè contrario. Il problema viene con Calesec, come non è il problema con Calesec, essendo da casa, che viene tanti giornali di Siroc e viene le muffe bianche talmente queste, quando viene tanto Siroc. Come non è il problema, come il Cale. Davanti ai rustici casolari, le preziose foglie vengono infiltrate ad una duna.
al paziente lavoro è intenta tutta la famiglia, grandi e piccini, giovani e vecchi. Sospese a telai di legno, esse iniziano una lunga cura d'aria e di sole fino a che non siano del tutto essiccate. Il tabacco nostro veniva picchiato sui due orecchi. Il due orecchi c'era su una asse. Abbiamo picchiato con le foglie contrarie, con le queste esterne. Perché non avevamo il posto sufficiente per poter mettere questi due orecchi. Il sistema che lì è per poterlo lavorare meglio. E anche al stal dopo perché si stanno più larghe, che per pugliare si sceglie meglio. Il tabacco sta lì circa fino al mese di novembre. Oddio, ai primi o a metà, secondo in che tempo perché abbiamo che sei sempre l'eterna questione che il tabacco lo mese dato sempre non sotto di sorelle umidi. Quando è picchiato lì, lui sta lì circa dai 60 ai 70 giorni. Dopo dai 60 capita sempre settimane di umidi. E che volte ce lo chiappa e se lo tira giù e se lo mette in tasse. La tecnologia dell'essiccazione del tabacco Virginia Bryce è sempre stata di derivazione americana, sia da quando negli anni 30 siamo partiti con le celle in muratura, indi siamo passati agli essiccatoi a telaini e siamo finiti con questi essiccatoi in cui il tabacco viene buttato alla rinfusa nei cassoni. Queste celle sono di tecnologia americana, vengono considerate comunemente tra le migliori, l'aria dal basso sale e viene soffiata attraverso il tabacco che è disposto nei cassoni alla rinfusa. Avevi circa 150 lire il tabacco a consegnarlo dal magazzino e si lava sulle 500 lire a venderlo neri. Però si doveva pagare 150 lire al chilo, mi pare, di multe se non si lo consegnava. Se succedeva al Cagnapari, hanno fatto un biglietto come che facevano i partigiani, che hanno sequestrato il tabacco, consegnato il biglietto per non pagare le multe. Lei è umido, ma insomma,
Il tabacco al 20 gradi quando è umido circa il mese di novembre, però non è detto che l'umidità sia sempre uniforme, delle volte sale giusto, raro, però delle volte può darsi che sei mancul, allora se lo chiappa, se lo mette in tassa e si mette un po' di aghe, ma non tanto perché altrimenti se non fa la muffa, cioè usta pene e lì se lo intassa bene, bene che si morenti, cioè che la dista pene umido. Disfilzare il tabacco e faceva un boccone di tasse così e che era a Monzi. Aveva biel marron suave, acchiappava il suo colore, no? Di verde, si suave, veniva marrone rosso, marrone scuro, che roba lì, questi colori. E subito, che era umido, lo splanavi, lo soppressavi praticamente. Se la forma ancora in casa, io poi non si rompeva, io posso rompere questo. Perché nelle nostre manifatture, e dicevi i funzionari, che venivano a fare i loro sopralluoghi, non era mai stato sofisticato, era integro. Sì, genuino. Ma se sono da mercato, perché si rompeva, i paesi per le zone. No, mai. Contavi le spese. Sì, Maria. E che viene persone a colpire e dopo state di loro. E le avevi in mazzetto di 50 foglie. Al momento, qualche reole del ricevimento che i funzionari del monopolio dicevano che sarebbero a Freagne quel periodo così, il ricevimento avveniva di solito le prime settimane di dicembre, 15 giorni, poi facevi in pausa perché l'avevi intacchiati i magazzini e poi tornavi le seconde o le prime o le seconde settimane di gennaio, di modo che quando era stato ricevuto al magazzino, intanto le masse si fermentavano. Ecco fatto. Andiamo ai giochi dopo, il stelo, se non chiamalo, andiamo immediato, e avanti a Grappalo, che non stiamo ai fiori, perché alla carogna, dopo chiamato con la voce, con le bestie, no? Da due colpi di erpice, almeno il coraggio tornò neanche mai. E quante loro le finanze di Cosolave? Però invece il terrore di non la so menare. Dopo non aveva interesse neanche no perché il gioco serviva per Brusano. Allora l'uso che Madonna, altrimenti che le scanusse. Come si dovrava che le scanusse das besties, si deve mangiare le svacchies, si dovrava per fare fu, perché non era lavatrice, per fare le femmine, le siare, le agatiate, e vendi fa con che roba lì, e noi giochi di tabacco in boys, per le blavere in pies. E beh, ma se facessi il grumus e dopo con glacci, lo spaccavo, se me la piace. È più grossa, no? Questa non è ancora settorciata, eh? La sentite? Senti la differenza?
Perché è caldissimo. E il fumo ti indica che si sta bruciando qualcosa. Se qualche erba interessante, sì, lì è obbligato a morire, no? Perché al fondo